Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti che come sempre vi presenterò dopo. Vediamo il tema di questa serata. La primavera è alle porte e come sempre quando le temperature si alzano, la situazione climatica migliora, gli sbarchi aumentano. Stiamo parlando dei migranti che arrivano sempre molto numerosi. Ma qual è il sistema, la gestione dell'accoglienza di queste persone nei nostri territori? E come funziona lo SPRAR, di che cosa si tratta, cosa ne pensano gli addetti ai lavori, cosa ne pensano i comuni, i rappresentanti dei comuni, quindi i sindaci, gli amministratori locali, la politica che cosa dice, i cittadini poi, che cosa ritengono sarebbe giusto fare o non fare, che se subiscono questo fenomeno come pensano si potrebbe alleviare in qualche modo. Insomma ci sono diverse situazioni, diverse posizioni, diversi punti di vista. Ne parliamo questa sera con i nostri esperti e naturalmente prima però lo spazio allo SPI CGIL, quindi con le nostre interlocutrici per cercare di capire come risolvere le problematiche dei pensionati e quindi anteprima con lo SPI.